Allora, che cosa vogliono fare, secondo me? Se voi ci avete fatto caso, Biden all'inizio, Dumai prospera, e ora si sta a fare i cazzo so America, no? Allora io penso, l'Europa sta armando l'Ucraina che è invasa da Putin, no? Che l'Ucraina prima aveva fatto la guerra a Donbass, che era russe, cose, no? Prima ci fece la guerra e allora non c'è niente. Poi Putin si è pigliato Donbass e ci fece la controguerra, ora si può pigliare l'Ucraina che è territorio suo, perché la NATO l'Ucraina voleva entrare nella NATO e farci mettere i portaerei sotto culo da Russia, mentre a Russia prima, quando voleva, tanti anni fa, voleva entrare nella NATO, Clinton, se non mi sbaglio, si ci mise a ridere, che fa? La pace del mondo, no? Putin nella NATO, che americana, la pace del mondo. E invece no, boicottare, pigliare un po' culo, come fecero con Grillo, Fassino, quando ci disse, guardate quando Fassino ci disse a Grillo, vabbè, dice che Grillo voleva trasera dal Partito Comunista, no? Dice, ma facite tessera dal Partito Comunista e Fassino se mi sa qua, dice, va fatto partito, vive se pigli voti, e poi Chiane. E poi Fassino ha pigliato do culo, un bastone do culo proprio, ha pigliato un bastone bello rosso, perché infatti i duetti su tiso perché c'avevo bastone do culo ancora ai tempi del Grillo, no? Allora stessa cosa fecero con Putin, no? Putin dice, ah no, mo volete da NATO, e allora io perché va a dare l'Ucraina, il Donbass, poi ho pigliato tutto con tutta mano, la Crimea, cosa, ma perché allora scusa, il territorio è mio e allora mo piglio io, no? E allora succede una cosa. Però, per ritornare al discorso di prima che Biden ha giumato posporo e ora si sta a fare i cazzo so con tutta America, no? Scomparero, no? E l'Europa sta armando l'Ucraina, e i pizzerid, no? Stanno armando il nemico di Putin. Allora, che cosa vuono, secondo me, la cosa proprio poi di su complotto? Un complotto, sì. Che cosa vuono? Vuono che noi e Putin si piglia cugnate, perché stiamo armando l'Ucraina e la guerra va a inoltranza senza... Quindi poi Putin ne fa la guerra a Gnate che tutte ne sentiamo musucate a De Maio, o fuoco De Maio. Ma avete voi, ma avete voi rendete conto se stiamo a fare una guerra con Putin, con De Maio a ministro della guerra, dopo avere che è ministro degli esteri e dell'interno, che ma vi rendete conto? Ma sentite che dice Putin, io sono animalista e per paragonare Putin a un animale c'è un abisso. Cioè, ma che c'ha a discorrere a fare con Biccirilli di Cristo, cioè, che dice queste cose? Allora che succede? Sempre per ritornare al ritorno di prima che Biden ha fumato pospero e ora si sta a fare i cazzo so con tutta America e l'Europa sta armando l'Ucraina, il nemico di Putin, e Putin poi si ingazza e scoppia la guerra con l'Europa. Putin e l'Europa, no? Perché poi ci va a dire, e so concittadini ci va a dire, senti, Niato dice, non è che andiamo a fare una guerra, andiamo a pigliare il nostro territorio, andiamo a mettere i nostri limiti, li dovevamo riverificare, no? Capisci tu? Cioè, e ora c'è l'Europa che sta armando, diciamo, il nostro nemico, cioè, capisci? E quindi poi può scoppiare la guerra, no? Con l'Europa. Allora che succede? Che poi Putin ne stermina tutto, ne ambila tutto da culo, perché in confronto a Putin è un zemmonente, con De Maio poi, ho immaginato, no? Quindi che succede? Che Putin ne vincerà la guerra, però ne rimarrà indebolito, no? Perché poi i spasati ci sono. Allora poi che succede? Che arriva Biden e ce va a fare la guerra a Putin che lo pensa indebolito e quindi poi America diventa un padrone del mondo. Speriamo che i complotti non esistano e che un coglione sogno io. Speriamo che sia così. Buonasera a tutti, caro, però a condividere la pagina perché se no, perché a arrivare a 10.000, perché era così a 10.000 poi mi potete regalare stelline, cose e un giaccio come che poi Facebook che c'è un guadagno, diciamo, abbonati, spesate per videocassette, caro,
condividete per favore, ciao ciao ciao, vedremo se ora ci mette la musichetta, non lo so, ciao ciao.